Alla ricerca della felicità, il carro allegorico del gruppo Carnevale che Passione di Rossano Veneto, che si è aggiudicato per il quarto anno consecutivo la Rosada, scultura in vetro che rappresenta proprio il Carnevale, assegnata sabato sera alla 7ª edizione del Carnevale Rosatese. Un'edizione, come aveva già annunciato Claudio Comunello, presidente della Proloco, il gruppo che ogni anno organizza l'evento, all'insegna della Cabala, visto che siamo alla 7ª edizione, visto che hanno sfilato 17 carri accompagnati da 700 figuranti, ovviamente in costume, neanche a dirlo. Una suggestiva sfilata in notturna tra luci, musiche e tanto divertimento. E nel pomeriggio domenicale il copione si è ripetuto per le vie del centro paese attraversando la statale 47 chiusa per l'occasione. In tantissimi hanno assistito all'evento, migliaia di mascherine per quello che ormai per il territorio è diventato l'appuntamento di apertura del periodo del Carnevale.